aver accolto ancora una volta il nostro invito. Vi abbiamo chiesto di essere qui perché vorremmo intanto ringraziarvi per lo spazio che avete riservato alla nostra iniziativa Cineset, della quale in questo momento non è ancora partita, ma siamo molto soddisfatti perché per la prima serata abbiamo avuto moltissime prenotazioni, è già da qualche giorno completamente piena, la potenziale platea è completamente prenotata e abbiamo una trentina di persone addirittura in lista d'attesa che ci dispiace non riuscire a accontentare e d'altra parte ci danno un segnale del fatto che l'iniziativa forse ha colto nel segno e ha in qualche modo soddisfatto i nostri concittadini. Qui con me c'è il rappresentante della FIAB, Denis Maragno, che è un'associazione alla quale forse in questi giorni, presi da tutto quello che girava intorno a questa manifestazione, non abbiamo dedicato lo spazio e l'attenzione che invece meritava, meritato, sta meritando e meriterà. Perché FIAB accompagnerà gruppi di spettatori nelle frazioni per poter assistere agli spettacoli appunto in frazione, raggiungendo anche punti della nostra città che magari non siamo abituati a toccare e a frequentare con la massima sicurezza, appunto accompagnati dai volontari e in gruppi che faranno dei percorsi studiati da loro ad hoc dove appunto non ci sono pericoli per i ciclisti. Quindi prima di lasciare la parola a Denis Maragno vorrei semplicemente dare qualche indicazione in più sulle modalità di prenotazione degli eventi. Noi ci siamo appoggiati ad una piattaforma già esistente, Eventbrite, che si raggiunge attraverso il nostro sito smset.ro.it. Cliccando semplicemente sul banner dove c'è appunto la pubblicità della nostra iniziativa si accede a un altro sito dove ci sono tutti gli spettacoli e le possibilità di prenotare. Da lì verrete rimandati a un modulo nel quale dovrete inserire i dati, le prenotazioni sono possibili fino a un massimo di 3 per persona, gruppo familiare e non dimenticate, una volta terminata la registrazione, di scaricare il modulo Covid che viene proposto sia dal sito ma vi arriverà anche via mail agli indirizzi mail che lascerete e che sarà necessario per ottenere l'accesso ai nostri spettacoli. Quindi compilatelo a casa così perdiamo meno tempo, portateci il modulo Covid e per chi volesse anche aderire alla biciclettata in frazione ci sarà anche un'altra possibilità di fare questo tipo di richiesta che arriverà direttamente a FIAB e anche lì vi arriveranno poi tutte le istruzioni del caso. Un'altra cosa ci tenevo a dire, purtroppo per domani non è previsto bel tempo, quindi dobbiamo mettere anche nelle possibilità il rischio che lo spettacolo debba saltare per maltempo. Allora noi faremo tutto il possibile affinché questo non debba accadere e quindi aspetteremo l'ultimo momento prima di annullare lo spettacolo. Se però un paio d'ore prima dell'evento non ci fossero segnali di miglioramento saremo costretti a sospendere tutto. A quel punto verrà pubblicato sul nostro sito, arriverà una mail a tutti coloro i quali si fossero registrati all'evento e quindi monitorate la vostra mail se il tempo è incerto perché potrebbe esservi comunicato appunto che lo spettacolo viene rimandato. Sarà nostra premura tentare di recuperare quanto prima la data, ma avendo 3 spettacoli in calendario a settimana, giovedì, venerdì e il lunedì successivo, non è detto che questo sia possibile nell'immediato, dipenderà un po' appunto dal tempo e dipenderà dalle condizioni. In ogni caso faremo di tutto per recuperare gli spettacoli che dovessero essere persi, se non riusciamo a recuperarli subito li recupereremo a settembre allungando un po' la nostra rassegna. Faremo comunque il possibile per mantenere gli impegni presi con la nostra cittadinanza perché la risposta che ci state dando è davvero il regalo più bello e la soddisfazione più grande per noi. A questo punto passo la parola a Denis Maragno di FIAB che ringrazio ancora una volta insieme a tutti i suoi volontari per l'accoglienza che hanno riservato alla nostra manifestazione, per l'impegno che stanno approfondendo e per quello che faranno nelle prossime giornate per accompagnare i nostri gruppi. Prego Denis. Grazie Emanuele. Noi come FIAB quando ci è stata data questa opportunità abbiamo accolto sempre con immediato entusiasmo, anche i nostri volontari si sono dimostrati immediatamente disponibili e quindi siamo ben lieti di poterlo fare.
Tra l'altro questo si inserisce all'interno di una serie di iniziative che abbiamo in essere e che organizzeremo in questo periodo estivo tra luglio e agosto. Nello specifico, come giustamente diceva Manuela, una volta che ci si iscrive alla proiezione serale, per le proiezioni dove è prevista la possibilità di andare in bicicletta poi nella frazione, c'è un altro modulo, un piccolo modulo da compilare, però insomma è abbastanza veloce il tutto. Noi più o meno per tutte le frazioni faremo un accompagnamento, ne abbiamo escluso un paio più che altro perché i film erano molto lunghi e dopo non so a che ora saremo riusciti a ritornare. Comunque il ritrovo sarà sempre in piazza Matteotti alle 8:15, lì ci saranno i nostri volontari. Ci raccomandiamo per la sicurezza durante il percorso di avere la bici funzionante, quindi freni e luci funzionanti, e in particolar modo è necessario avere il giubbino catalifrangente. Non vi preoccupate, se non ce l'avete ve lo diamo noi. L'altro elemento è un piccolo contributo di €1 a fine assicurativo standard che usiamo sempre per evitare, insomma, in caso di infortunio siete coperti, ecco. I percorsi sono abbastanza brevi, insomma le frazioni in realtà non sono così distanti, a parte un appuntamento del 24 agosto che abbiamo deciso comunque di inserirlo nonostante fosse a Mar di Mago, che non è esattamente a portata di mano, ma era l'unico film dedicato alla bicicletta, e allora esplicitamente Molière in bicicletta, e quindi non potevamo esimerci da andare. E lì lo sconsigliamo ai più piccolini, però insomma è stata una cattura nostra, quella di mettervelo proprio a Mar di Mago, così non potevate mancare. E quindi sì, ci saremo. Come dicevo, l'appuntamento è alle 8:15 in piazza Matteotti, portatevi già insomma la vostra autocertificazione, comunque sarà da presentare all'inizio dello spettacolo, tutte quelle cose che vi ho detto prima riguardo alla sicurezza della bicicletta. Poi noi vi guideremo, chiaramente non esistono percorsi ciclabili sicuri per tutte le frazioni, ne esistono per alcune, il fatto di essere un gruppo ci aiuterà un po' di più, questo vuole essere anche, insomma, come dire, un po' uno sprone a potenziare quello che è la possibilità di connettere le frazioni con la città, e noi dimostreremo che non sono poi così lontane, e in una mezz'oretta dovremo riuscire a cavarcela più o meno. E colgo l'occasione per annunciare anche qualche piccola altra attività che faremo come FIAB in questo periodo estivo, in particolar modo alla sera. Il 18, la notte del 18 luglio faremo per la terza edizione della Bike Night, ossia una pedalata in notturna lungo l'argine dell'Adige, partendo da mezzanotte da Piazza Vittorio per arrivare a vedere l'alba a Rosolina Mare. È il terzo anno ed è molto divertente. E poi dal 31, tutti i venerdì di agosto, tranne l'ultimo, in realtà dal 31 luglio per tutti i venerdì di agosto, ancora torneremo sulle frazioni, questa volta sono delle pedalate serali, le nostre pedalate su quelle stelle classiche, diciamo, e questa volta siamo accompagnati da uno studioso che è Marco Chinaglia, professore, e che ci racconterà la storia delle frazioni, perché una cosa che molti non sanno, la gran parte delle frazioni della nostra città fino alla fine degli anni 20 erano dei comuni, quindi hanno molto di che raccontare. E non ho molto altro da aggiungere, se non che è una bella selezione di film. I film nelle frazioni mi avevano annunciato che erano quasi tutti per bambini, in realtà non è proprio così, quindi in realtà ce n'è per tutti i gusti, i nostri volontari ci sono, anzi molti si stanno anche iscrivendo loro stessi alle uscite, e bene, penso sia il modo migliore per godere un po' di fresco naturale d'estate. Grazie. Prego.